Franco, io ci tengo a dire una cosa. Io ci tengo a dire una cosa sola. Noi Comunque, Zecchino d'oro non ne portiamo a nessuno. ma poi come ti permetti a dire Zecchino d'oro? I ragazzi che sono neo cantanti, come ti permetti a dire Zecchino d'oro? Dimmi tu. Fa corrida. Allora Santo Piazza, Noi non facciamo pretese, non abbiamo, noi non pretendiamo nulla, maestro. Filippo, un minuto, ma fare parlare a me, Filippo. Fate un programma. Perché Fate un programma di minchiati, che si chiama Fuori il talento. Tu non c'eri. Fate i concerti. Stiamo calmi e dobbiamo essere tutti professionali. Stiamo calmi. Allora, se dobbiamo essere professionali, siamo in diretta e c'è gente che ci sta guardando. Quale professionalità? Noi abbiamo fatto 100 concerti e mai nessuno fai che 60 biglietti. Tu da che là dei diretti? 80 biglietti. Facciamo 100 quelli che sono 60, facciamo che ne stai dicendo 100, 150, quelli che sono. Ti diamo il premio, ne hai venduti 100. Facciamo 100. Che hai venduto 100 biglietti, ti diamo la coppa. Tu hai detto 150. Ma non conta quello là. Nell'altra live hai detto 150. E io stavo mettendo lì. Fammi parlare. Io nonostante hai venduto 100 biglietti, ti do il premio, 100 biglietti, nonostante... Ah, modo su 100. Ora 100, va bene, metto 20 in più. Nonostante 100 biglietti, io ti stavo portando a complimento io il concerto perché sono una persona seria. Ah, bravo. Sì. Bravo. Non ti ho annullato il concerto e tu lo sai bene. No, ma noi concerti... Facevi bene, lo sai bene. Però devi dire la verità, non devi dire bugie perché hai 70 anni. Voi state dicendo le bugie quando avete cominciato. No, perché c'ero io, non c'ero Filippo. Che non hai detto quello che ho detto io. Tu hai fatto fare Soundcheck che ha cantato la canzone solista Santo Piazza e poco fa hai detto che doveva cantare il duetto e non è vero, hai detto una bugia, la prima bugia. Ma casa amico Mani, voi siete nessuno. Casa mia, ma quella è casa mia, non è casa tua. Franco, è mio. Posso cacciare pure il culo fuori. Ma questo è il concetto che... Scusami Franco, ma questo... Franco, ma questo è il rispetto che tu hai per la gente che ti organizza i concerti. Franco, ma questo è che... Ma veramente, Franco, ma veramente? Maestro, scusami. Ma veramente, voi chi siete? Non ho capito. Noi siamo la gente che ti paga. Noi siamo la gente che ti paga lo spettacolo. Siamo gli organizzatori. Abbiamo speso soldi. Io vengo a cantare. Io ieri ho dovuto pagare il teatro, il servizio. Scusa, posso dire? Io ieri ho pagato l'aereo, ho pagato l'albergo, ho pagato tutto. Io ho cacciato 3.900 euro. Ma non è diverso da noi, Franco. Tu ieri non te ne dovevi andare. Tu ieri dovevi cantare per la tua gente. Scusami una cosa. Santo Piazza te lo portavi poi in un'altra occasione. Dopo che uno ti dice se non canta la ragazza a quel concerto le persone erano là, ma tu a me non mi conosci. Non è vero, io te l'ho detto perché tu stavi facendo sentire la chiamata di Filippo. Che stai dicendo? Non si può parlare. Franci mi fasci pazzo. No, tu mi fai uscire pazzo a me, con tutto il rispetto. Mi fai uscire tu pazzo. Salvatore Capozzi, ci capisci? Tu ieri sera hai detto se non canta quella ragazza tu puoi essere, ascoltami, non ti fa. Maestro, tu puoi essere maestro, e se tu non me lo confermi ti regalo la minigonna, hai capito o no? Maestro, la minigonna io non me la metto, la puoi mettere tu. Hai detto, come ti stai comportando da mettere la minigonna eppure non ci calza. Siccome c'ero io, maestro, la minigonna io non me la metto, la puoi mettere tu. Hai detto, come ti stai comportando da mettere la minigonna eppure non ci calza. Siccome c'ero io, ci stavi tu, Franci, tu l'hai detto. Ascoltami maestro, portami le telecamere. Ciccio, ascoltami Ciccio, per favore. Io non voglio litigare. La nostra agenzia è un'agenzia seria. Possiamo dire, visto che siamo... Scusa, basta Francesco, noi siamo qua, sono 10.000. Ci tengo tutte le persone che hanno acquistato il biglietto di Franco Moreno per Catania e Palermo. Noi siamo disposti a fare rimborsi a tutti. La cosa più importante è questa qua. Per i rimborsi di Palermo c'è Marco. Per i rimborsi di Catania, via Pietro Betancourt 1, scusami Franco. Prima alla precedenza al pubblico, un attimo. Via Pietro Betancourt 1, San Giovanni. Venite in sede dal lunedì
al venerdì che noi faremo i rimborsi dei concerti di Franco Moreno. A posto, hai Questa finito? è la cosa più importante, prima di È tutto. modo di Ora io vi devo Ora lasciare che devo andare a lavorare. Non ne dico un'altra io perché pure io già affaticato. Franco Moreno, prima di Natale, viene all'Ambasciatori a fare un concerto gratuito. Va bene? Vai, Poi voglio presi. vai. Giusto. Poi voglio presi Franco Moreno. Vai, Canta o te non lo giuro canta? che te lo sponsorizzo io. Te lo Come ha sponsorizzo io, sponsorizzato? la pubblicità te la sponsorizzo Gente io. che sponsor si chiamano Pozzi Ginori, Idea Vai, Standard. ti aiuto io, Franco, io sono Ma ti disponibile. aiuta! Tu ti devi aiutare tu! Aiutatevi Maestro, tutti e stai calmo. due! Ma stai Perché? calmo, maestro, stai Ma che calmo. cosa? Stai calmo. Tu ti neghi le cose! Ma come ti permetti? Io mi nego le cose. Come vi però- permettete a negarvi le cose? Franco, Ma quale negare? un artista come te non me lo può dire né ora né mai a me. Un artista come te, guardate, ma dammi c'è già 350 euro. Per me questo è degrado. Per me questo è Ma degrado. da Roma si 350 euro. Per me questo è degrado. Questo è degrado. Per me questo è degrado. da tutti quanti. Ma chi Per li me prende i questo è soldi? Ma degrado. perché l'hai Franco visto Moreno come che mi prende dice i dammi soldi? 350 Come euro. pigliate i soldi da Per me tutti questo è quanti. degrado. Ma dove Questi sono ragazzini questi vedi semanati. Ma dove sono Qui ci questi sta, persone? guarda qua. Ah, Devo andare io a lavorare, ragazzi. Fiori, Filippo. Dimmi te, Franco, Franco. Tony Cirella, eccolo qua, 900 euro. Avete chiesto. Ma chi? Ma chi, noi? Ma chi? Ma chi? Senti, Tony Cirella, Fallo- mi hanno chiesto fallo per salire, fallo esibirmi salire in con te live. 900 euro. Ma fallo salire, Stanno noi qua. ci mettiamo la faccia. Fallo salire in live. Maestro, Noi ci maestro, mettiamo la faccia. Ma scusami, Ragazzi, ma una ragazzi, persona voi come seria si agenzia. mette con i messaggi. Una persona seria si mette con i messaggi che dice la gente. Onesto. Franco, la un smettiamo, artista Franco. come te. Un artista Ma come te perché si mette persone a serie? guardare messaggi. Ma perché? Ma perché non ci persone mettono la serie dici che faccia? volete 350 E euro? fagli mettere la faccia alle persone, che noi ce l'abbiamo messa. Ma me l'hai Fagliela detto tu a me mettere. questo? Stanno Franco? qua, ti sto dicendo i nomi. Tu hai chiesto 350 euro per cantare i miei artisti. Perché ho Perché detto se tu ti devi tu prendere hai i soldi, chiesto tu non devi 350 dirli. euro. No, non è Là vero, io ti ho detto Franco. Tu a vattene. me mi hai detto dammi 350 Là ti ho detto euro e vattene. la faccio Perché- andare. Là Ma ti ho dobbiamo detto essere vattene. uomini. Voi. Là ti ho detto vattene. Dobbiamo essere uomini. Filippo, Tutte le fammi agenzie parlare. le ricattate Franco, o vanno a vendere i biglietti Non o la vanno a nostra vendere i soldi. agenzia. Franco, Noi No, spendiamo dei i soldi. buffoni. Filippo, Noi spendiamo fate i soldi per i buffoni. ragazzi. Facciamo salire Ah, chi? uno dei nostri ragazzi. Fai salire uno dei Te lo nostri sai, ragazzi che ragazzi c'è. tu, Fallo salire. E vedi se Ce n'è ci un siamo altro, mai presi sai, euro. Pietro. ma perché quando parlo Aspetta. io mi sali di sopra? Perché quando parlo io mi Comunque sali di ragazzi, sopra? devo chiudere, io devo lavorare. Perché mi sali Ciao di sopra, Franco. maestro? Ciao. Ciccio, c'è poco di che parare qui. Ciao, arrivederci. Arriva. Che è successo? No, perché già tu hai iniziato a cantare, nel senso che è arrivata e hai iniziato a cantare. Da tanto tempo ti aspetta, il cugino. Va bene. Comunque, maestro, io ti